Oggi è il giorno di Santa Brigida di Svezia. Brigida è un nome che viene dal celtico. Il 23 luglio è la festa nazionale dell'Egitto per la commemorazione della rivoluzione egiziana del 1952, che portò all'abolizione della monarchia e alla nascita della Repubblica. La rivoluzione egiziana, detta anche rivoluzione del 23 luglio, fu d'esempio per altri paesi arabi e africani, che con colpi di Stato abbatterono regimi monarchici in favore di altre forme di governo repubblicane, più moderne e progressiste. I due si conoscevano da ragazzini e occasionalmente si vedevano durante le partite di polo. Poi l'incontro folgorante, l'anello composto da 10 diamanti intorno a un grosso rubino e la proposta di matrimonio. Il principe Andrea di Inghilterra e Sarah Ferguson si sono sposati nell'abbazia di Westminster il 23 luglio del 1986. Unico problema per lei la pronuncia di tutti i nomi del marito. I due hanno divorziato 10 anni dopo. Sapete quanto può scrivere una matita in chilometri? Non si direbbe a vedere quanto è piccola, ma in media una matita può tracciare una linea lunga più di 56 chilometri, oppure scrivere circa 50.000 parole. E adesso non avete scuse, vi bastano un foglio di carta ed una matita per dare inizio a delle storie meravigliose. Buongiorno ai 12. Oggi il Sole entra in Leone e quindi nella sua sede naturale, dove più splende nello zodiaco. Inizia una stagione bellissima per i segni di fuoco e siamo nel pieno, nel cuore dell'estate. Ariete. Il Sole è tornato a essere di trigono, per cui un bellissimo aspetto che tra l'altro riguarderà proprio in primis non solo i vostri gradi, ma anche Saturno e Nettuno all'inizio del vostro segno zodiacale. Forza ed energia non vi mancheranno, quindi preparatevi a godere di un'estate meravigliosa. Toro, inizia la quadratura annuale del Sole ai vostri gradi zodiacali. Avete avuto delle settimane di calma e di pace, ottime per riprendervi, ma le mollezze estive un po' vi annoieranno, non per questo però le disdegnerete, anche perché con il partner va decisamente meglio. Gemelli, la vostra giornata oggi si apre con un augurio meraviglioso, ovvero il Sole che torna a dare luce alle vostre parole e ai vostri pensieri. Vi sentirete più comunicativi, dinamici, sociali e socievoli ed entrate nel pieno di una stagione lavorativa anche che metterà in primo piano le vostre capacità. Il Sole si connette a Urano nei vostri gradi, per cui vi darà anche una geniale presa tecnica sulle cose. Cancro, la vostra giornata oggi si apre con l'addio del Sole ai vostri gradi per quest'anno. La Luna invece, la vostra sovrana, è entrata proprio a dare il cambio al Sole nei vostri gradi zodiacali, congiungendosi a Giove e compiendo una magia affettiva che vi riporta finalmente lontano dove volevate essere. Leone, è il vostro giorno, il Sole incede nei vostri gradi, inizia la vostra stagione e non c'è passaggio migliore zodiacale per voi che quello del vostro astro. La stella che tutto illumina finalmente vi dice che il periodo negativo è passato. Ancora con l'opposizione di Plutone c'è qualcosa di sotterraneo, di inconscio da aggiustare, ma ci riuscirete con grande capacità di chiarezza e dialettica. Vergine, la giornata inizia con un Sole
che non vi dà più sostegno da un sestile, ma che si nasconde nel vostro inconscio. Inizia per voi un periodo in cui avete bisogno di chiarezza, di staccare un po' e di dedicarvi soprattutto a voi stessi. Bilancia, il sole torna amico, finisce la quadratura con il cancro e inizia per voi una fase decisamente più ricostitutiva di un potere, di benessere, di salute e anche di bellezza. Scorpione, il sole entra in leone per cui inizia la quadratura annuale estiva che vi vede un po' più stanchi e fiacchi, già sembrate bofonchiare per come dovete organizzare le vacanze estive o alcuni appuntamenti a cui non potete comunque dire di no. Cercate di essere immediati e soprattutto di avere le idee chiare su dove volete andare o semplicemente su cosa non volete fare. Sagittario, una bellissima notizia per voi, il sole è in trigono al vostro segno zodiacale, torna l'energia, la forza, la positività e finalmente quella brutta opposizione di Venere può comunque essere gestita in una maniera migliore e vi aiuta soprattutto con la quadratura di Marte che invece ancora vi pungola, ma ora siete di nuovo più forti. Capricorno, una giornata oggi in cui dovrete gioire proprio perché il sole smette di essere opposto, quindi non vi fa più sentire stanchi, fiacchi, abbattuti e pieni di pensieri, ma libera il vostro cielo dalla pesante opposizione che vi metteva un po' in panchina. Ora tornate in pista. Acquario, il sole entra in leone per cui inizia l'estate che non amate canonicamente, l'estate di cui non vi importa molto, ma quest'estate è un po' diversa proprio perché il vostro pianeta Urano è tornato amico e perché quel sole vuole solo indicarvi di fare delle cose diverse quest'anno e soprattutto farvi rendere conto di quanto siete cambiati e di quanto siete stati bravi a eliminare l'ansia. Pesci, la vostra giornata oggi perde il trigono del sole, quindi si abbassa un po' la potenza, l'energia. Il sole leone vi dice che è il caso di essere un pochino più interiori, di discostarvi un po' dai riflettori, di desiderare un po' di defilarvi come voi romantici segno dei pesci sapete fare, magari romanticamente. Si trova nella costellazione del Cigno, a 1400 anni luce da noi, e gira intorno a una stella che somiglia al Sole. Il 23 luglio del 2015 la NASA ha annunciato la scoperta di Kepler 452b, il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima. Prende il nome dal telescopio spaziale che lo ha scovato. Le dimensioni sono quasi uguali, Kepler è solo un po' più vecchio. Eh sì, sembra che la nostra innata propensione a desiderare ciò che non abbiamo abbia persino un modo di dire tutto suo. The grass is always greener on the other side. O come diremmo in italiano, l'erba del vicino è sempre più verde. Ma sapete perché diciamo così? È perché spesso siamo convinti che la vita degli altri sia più bella della nostra, senza considerare che ognuno ha i suoi problemi e le sue sfide da affrontare. In un mondo che non le dà ascolto, Amy Winehouse combatteva una doppia battaglia contro la bulimia e contro l'indifferenza della sua famiglia. Amy trovò conforto nella sua passione per il blues, un talento naturale destinato a conquistare il successo. Nel 2003 il suo primo album, Frank, fu un successo, ma il capolavoro indimenticabile arrivò 3 anni dopo con Back to Black. La sua storia d'amore tossica con Blake Fielder la consumò tra droghe, alcol e anoressia. Nonostante il suo talento e i Grammy vinti, la dipendenza la tormentò. Nel 2011 il suo declino raggiunse il punto critico, concerti cancellati, abuso di alcol e una tragedia imminente. Il 23 luglio Amy Winehouse fu trovata senza vita nella sua casa di Camden Square. Il suo cuore fragile non reggeva più la battaglia contro i suoi oscuri demoni. Ci salutiamo con la frase del giorno. Normalmente bisogna morire per essere riabilitati.
È tempo di concludere questa puntata, ma non dimenticate di tornare domani per iniziare insieme una nuova. Buona giornata dalla vostra Martina.